L'Africa di Zigomar di Philippe Corentin, edizione Babalibri. Dimmi, mamma, perché Ginetta parte per l'Africa e noi no? Perché la tua amica è una rondine e le rondini non si nutrono di insetti e d'inverno gli insetti sono solo in Africa. Così risponde la mamma al topolino. Ma se per andare in Africa basta mangiare degli insetti, anch'io voglio mangiarli. Stai un po' zitto, sciocco. Noi non siamo insettivori, siamo granivori. Non abbiamo bisogno di andare in Africa. Non è giusto, io voglio andare in Africa. Pippetto è triste. Aiuta la sua amica Ginetta a fare le valigie. Lei sì che domani parte per l'Africa. E se tu mi portassi sulla schiena? Non vuoi? Facciamo una prova? Acconsente Ginetta. Ma Ginetta è troppo piccola e Pippetto è troppo pesante. Dovresti trovare un uccello migratore molto più grosso come il cuculo. Ma non vedresti niente perché viaggia di notte e sarebbe un peccato. Ci sono le oche, ma volano talmente alto che ti congeleresti prima di arrivare. Ci sono le cicogne, sono grandi, sono comode, ma... Pippetto non aspetta neppure che Ginetta finisca la frase e si precipita dalle cicogne. Le cicogne sono uccelli sorridenti e molto gentili e è questa almeno l'impressione che ha Pippetto. Ecco, Dice timidamente, molto impressionato dai loro grandi becchi. mi piacerebbe che voi mi portaste in Africa. Ma quando vede il piatto posato sulla tavola si interrompe bruscamente. Oh, delle mangiatrici di topi! E fa appena in tempo a saltare fuori dal loro nido. Pippetto è fortunato. Incontra Zigomar, il suo vecchio amico merlo. Tu che conosci tutto, Zigomar, tu che conosci l'Africa. Tu la conosci, vero, l'Africa? Chi? Io? Certamente. E ci sei già stato? Io? No. Perché avrei dovuto andare in Africa? Ma tu ci sapresti andare, Zigomar, in Africa? Senti, piccolo, dove fa una rondine può andarci anche Zigomar. Così gli risponde il merlo con grande sicurezza. Il giorno dopo, la mattina presto, decidono di partire. Fate attenzione ai colpi di sole, Dice loro la mamma, e Zigomar, con il passeggero sulla schiena, prende la rincorsa per decollare. Aspettatemi, Grida una rana. ho sentito la vostra conversazione. L'Africa, gli elefanti, le scimmie. Deve essere molto divertente. Posso venire con voi? Il decollo è stato molto difficile, ma ora i tre amici sono ad una buona altezza. Zigomar, conosci la strada? Ah, non avere paura, Zigomar si è informato. È semplice. Per sapere dove è il sud, tu devi guardare dove nasce il sole. Vai sempre dritto e quando incontri il primo elefante, allora quella è l'Africa. E come fai a riconoscere un elefante? Ah, ha le zanne, signorina. Zigomar riconosce un elefante dalle zanne. Così risponde il merlo con un tono che non ammette repliche. Ma andiamo un po', ma non erano oche quelle che abbiamo appena incrociato? Ah, sì, e allora? Ma le oche non vanno in Africa.
Ja, ma le oche sono sciocche. Si vede che hanno dimenticato qualcosa e per questo tornano indietro. Guardate, ecco il mare. Ah, l'Africa non deve essere così lontana. L'Africa! L'Africa! Al grido di Zigomar, i due passeggeri si risvegliano di colpo. Ah ah, là, guardate, ecco un elefante. Guardate bene le sue zanne. Qua. Sei sicuro che sia un elefante? Non me lo immaginavo così. Neanch'io. Guardate, guardate, ah, ah, guardate lì in fondo le scimmie. Ah, come sono buffe. Ma non me lo immaginavo così. Anch'io. Oltretutto, non abbiamo fortuna. Nevica. Oh, attenzione, attenzione, ecco dei coccodrilli. I tre riescono a fuggire appena in tempo. Non me lo immaginavo così. Ma insomma, ma che cosa vuol dire non me l'immaginavo così? Non siete proprio mai contenti. Continuate a dubitare delle mie parole e resterete a piedi. Parola di Zigomar. Oh, guardate, un indigeno davanti alla sua casa. Guardate ancora, laggiù c'è un ippopotamo. Non me lo immaginavo così. Neanche io. Sei sicuro di non aver sbagliato direzione? Ah, ma questo è veramente troppo. Non vi avevo avvertito. Adesso atterro e se non tornate tutti e due, altrimenti tornerete a piedi. Zigomar furente si posa a terra e fa veramente scendere i due insolenti. Ammetti che è ben strana questa tua Africa. Cerca di difendersi Pippetto, ma Zigomar sta per rimettere al suo posto quell'impertinente. Non ne ha il tempo però. Guardate! Un leone! Presto, salviamoci! Il ghiaccio ha appesantito le sue ali e non riesce a prendere il volo. Presto, spingete! Più in fretta! I tre esploratori, ansimando e scivolando, decollano ancora una volta per un pelo. Gli artigli della belva li hanno sfiorati. Hanno avuto molta paura. Fa troppo freddo. Decidono così di tornare a casa. Allora, era bella l'Africa? Chiede la mamma vedendo tornare i tre viaggiatori. Sì, niente male. Sì, formidabile. Ma faceva così freddo che sembrava di essere al Polo Nord.